Buonasera a tutti, bentrovati alla Gran Gara del Calcio con queste bellissime immagini che riassumono una... Premiazioni, benemerenze e consegna degli assegni per chi ha valorizzato i giovani. Premi Unione Sarda. È tornato il Gran Galà del calcio sardo. 2 anni che aspettavamo questo momento. Dopo 2 anni di stop imposto dalla pandemia, nella sede del Teatro Antonio Garaudi Oristano si è svolta la serata di gala che ha visto celebrare il calcio sardo dilettantistico. Mi sono reso conto che sono passati 2 anni, sono passati talmente in fretta che veramente sembra chissà quando che stavamo festeggiando il salto in eccellenza e siamo già qui a pensare alle nazionali dilettanti. Una versione allungata per consentire di premiare anche quei club che hanno vinto i campionati durante la pandemia, ma che ancora non erano stati celebrati nel gala di fine stagione. Al servizio di tanti ragazzi, ha contribuito alla crescita del calcio dilettantistico sardo con coraggio, caparbietà e forza. Abbiamo il calcio un po' grande. Spazio a momenti toccanti come la consegna a sorpresa delle benemerenze a figure di spessore che hanno dato tantissimo al calcio sardo, come Franco Sarrizzu, Mario Pisano e Anna Salis. Lo so, sono emozionatissima. Ringrazio. Uomini e donne di sport da prendere come vero esempio. Ancora, Martina Cellara Casera. Ragazze, complimenti. Abbiamo trovato 12 ragazze fenomenali, la chiamiamo come menzione particolare per una società sportiva che si è distinta e che possa essere di esempio a tante società. Una menzione speciale l'hanno poi ricevuta le ragazze del direttivo del Lodine Calcio. Abbiamo seguito passo dopo passo i nostri giocatori e la nostra squadra, siamo molto orgogliosi di loro. Un altro esempio virtuoso, tutto al femminile, giovanissime ed entusiaste come vuole lo spirito del CR Sardegna. All'interno della serata anche la consegna simbolica degli assegni per il progetto Valorizzazione Giovani Calciatori. Hanno giocato quasi tutti quelli della Junior del È un motivo di orgoglio per noi, ecco, per la nostra società. E soprattutto giovani ogiastrini della nostra zona. Ruolo. Salis, presidente del Seraccio. Tantissimi giovani che hanno fatto un bellissimo campionato in promozione, che poi hanno vinto anche il campionato regionale. Fantastico. Premi dunque dall'eccellenza alla prima categoria e poi calcio a 5 rappresentative regionali. Questa risale all'anno della pandemia, quindi ha un sapore ancora più particolare. Ecco. Le squadre dei tornei del Dipartimento Calcio Paralimpico Sperimentale. Quest'anno ci hanno stupito con un quarto, terzo e secondo posto a livello nazionale. Le squadre under 15 e under 17. Durante la serata sono stati premiati anche i migliori arbitri 2021-2022 col premio Claudio Deiana. Giovanissimo, bello questa cosa. Infine la consegna dei premi Unione Sarda ai migliori giocatori di eccellenza e promozione e ai migliori marcatori delle 2 categorie. Io voglio salutare mia mamma, quella con 5 anni, io mai visto, però sono emozionato che spero che un giorno ho possibilità di portare a lei qua con me. Una serata di festa e valorizzazione del calcio sardo, tornato a brillare dopo 2 anni vissuti nell'ombra della pandemia.